Questi sono i resti dell'automobile della scorta del giudice Giovanni Falcone. L'autovettura in gergo radio si chiamava Quarto Savona 15. Qui viaggiavano i tre componenti, i tre poliziotti che scortavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo durante il viaggio dall'aeroporto di Palermo. I poliziotti erano Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. Questa automobile è ora itinerante in Italia per continuare a parlare di mafia e soprattutto di antimafia, di come evitarla. Nell'annata che siamo nel 30° anniversario, a maggio, il 23 maggio 92 fu la strage, quindi siamo nel 30° anniversario di questo fatto così incredibile che colpì per la sua crudeltà, ma soprattutto sì, colpì tutto il sentimento, credo, degli italiani, senza nessuna diversità di latitudine. Ecco qua i resti della Croma, della Fiat Croma della scorta in cui viaggiavano i tre poliziotti, perché se ricorderete quel giorno il giudice Falcone decise di mettersi al volante. I resti, come vedete, parlano da sé, si vede molto bene anche il cruscotto fermo sul chilometraggio raggiunto dall'autovettura fino a quel giorno. La macchina lasciò la caserma Lungaro, suppongo si dica così, quella mattina e insomma non vi fece più ritorno. Il poliziotto trevigiano Luciano Tirindelli all'epoca era in servizio alla questura di Palermo. Il giorno della strage doveva essere di scorta a Falcone. Si salvò per un normale cambio di turno chiestogli da Vito Schifani. Ecco il suo ricordo del giudice. Abbiamo perso un grande magistrato, abbiamo perso un grande uomo. Tante volte mi chiedo chissà dove poteva arrivare. Un uomo onesto, pulito, un uomo che si è sacrificato per l'Italia. Veramente sembrano parole così, dette da tanti, ma è veramente così. Non voleva e non ha voluto avere figli perché sapeva che la sua vita era molto, ma molto, ma molto rischiosa.